Savina, facciamo un po' un bilancio di questa giornata e soprattutto è stata coinvolta anche un'associazione di donne, quindi questo lo lascio esporre a te. Siamo molto soddisfatti perché questa della giornata della festa della donna è ormai una tradizione da tanti anni e riuscire a farla anche in questi tempi molto difficili è un piacere. Fra l'altro le ragazze hanno partecipato anche a un contest e quello che hanno scritto raccontandosi come amazzoni è stato anche commovente delle volte e sempre molto grintoso, dimostrando che sono veramente amazzoni anche nella vita, non soltanto in corsa. Fra queste donne grintose appunto ci sono anche quelle dell'associazione che unica in Italia comprende tutte le donne del mondo dell'ippica, della filiera ippica, quindi donne del galoppo, della sella e del trotto, e quindi è l'unica rappresentanza a livello nazionale. Questa associazione ha partecipato premiando le ragazze.